Ed eccoci come promesso nel nostro spazio con l'Inca, però sempre dedicato ai pensionati, pensionandi, con novità molto importanti. Anna Bilato ci supporta anche questa settimana, coordinatrice regionale Inca, patronato della CGIL del Veneto, e con lei apriamo anche il capitolo dell'Ape Social cosiddetta. Che cos'è? Da quando si è attivata, è operativa, conviene o non conviene, e facciamo un po' un parallelismo e riprendiamo anche il filo del discorso che abbiamo fatto tempo addietro relativamente invece all'Ape Social che avevamo visto, quindi l'Ape volontaria e l'Ape Social, quindi sono le due che andiamo ad affrontare insieme. Perché volontaria? Chi la può fare, chi ne ha diritto? Perché la sociale, insomma, e invece chi sono le categorie che possono accedervi. Non è tutto scontato, ci sono anche dei termini, per quello ne parliamo adesso, è una cosa anche importante. E allora la patata bollente la scaraventiamo alla nostra responsabile. Facciamo il parallelismo, Ape sociale e Ape volontaria. Esatto, l'Ape volontaria è in qualche modo un'azione che fa il lavoratore e la lavoratrice che deve avere comunque delle condizioni, sia in termini anagrafici, una condizione di età e di anzianità contributiva. Stiamo parlando di soggetti che devono avere 63 anni di età e almeno 20 anni di contributi per quanto riguarda l'Ape volontaria, mentre il requisito è diverso per l'Ape sociale. E l'Ape volontaria è nient'altro che una richiesta di motivazione di un prestito, ok? Per poter accedere anticipatamente alla pensione di vecchiaia e perciò avere in anticipo un trattamento pensionistico che avrebbe il singolo lavoratore e lavoratrice avrebbe all'età di 67 anni. Di fatto dal 2019 abbiamo già i 67 anni di età come requisito anagrafico richiesto, di averlo in anticipo in virtù di questa prestito vero e proprio che viene a seguito di un accordo, di un contratto che viene sottoscritto con una banca piuttosto che con un'assicurazione, in modo tale che poi l'INPS al momento della liquidazione della pensione di vecchiaia tratterrà dal trattamento pensionistico spettante le rate di rimborso di quel prestito che è stato erogato anticipatamente. Allora, questo è l'impianto. Grosso modo. Allora qua sembrerebbe tutto quanto tranquillo e scontato, ma così come sempre non è. Esatto. Allora, innanzitutto tanti giustamente si pongono l'osservazione: ma quale banca, quale istituto di finanziamento, a quali condizioni? I tassi, posso sceglierlo, non posso sceglierlo, e il rimborso quanto va a intaccare la mia pensione? Esatto. E quindi sostanzialmente a chi può convenire farlo? Cioè c'è un tetto sotto il quale è meglio neanche andare a toccare perché sennò si rischia, oppure cosa un po' che vediamo di capire? Anche per quanto riguarda l'Ape volontaria è previsto tra l'altro un importo minimo che deve essere, uno deve raggiungere un importo minimo di pensione per poter attivare questa procedura, e stiamo parlando di 1,4 volte l'importo dell'assegno sociale e siamo intorno ai 700 euro lordi, perciò devi avere comunque un importo che superi questa cifra di pensione di vecchiaia. Qui bisogna fare le simulazioni, bisogna fare dei calcoli, certo. Ogni caso deve essere valutato singolarmente, bisogna capire se appunto esiste o non esiste un vantaggio economico. Diciamo che noi quindi sicuramente come simulazione dei casi, questo è importantissimo, cioè andatevi a fare la simulazione, perché solo in virtù di questa potete con tranquillità fare una scelta consapevole, che dopo uno non si faccia l'illusione senza aver visto che magari porta a casa pochi soldi, perché poi va a intaccare per le restituzioni. O comunque voglio dire il costo può essere anche degli interessi, può essere non vantaggioso, ecco, bisogna fare dei calcoli e valutare correttamente. Diciamo che noi come organizzazione sindacale per quanto riguarda l'Ape volontaria non l'abbiamo mai sostenuta, non abbiamo mai ritenuto che fosse una forma reale di sostegno e di reale accompagnamento alle persone che si trovano in determinate condizioni. Altra cosa invece è l'Ape sociale, che allora ha un altro impianto, un altro obiettivo e un'altra tipologia di intervento che abbiamo già sperimentato nel 2017 e che si ripropone e che funziona, anche se diciamo che i numeri rispetto alle domande presentate non hanno poi portato le aspettative che avevamo, perché vi do alcuni numeri per quanto riguarda il Veneto.
che sono interessanti, sono state presentate complessivamente nel Veneto 6.713 istanze, ma purtroppo complessivamente tra APE sociale e precoci. Le accolte però sono state soltanto 2.453. Caspita, Sì, pochissime. sì, Ma sì. perché? Perché le domande presentate e le condizioni che sono state introdotte sono state talmente, diciamo, restrittive che diventava difficile avere tutte quelle condizioni che, ma anche diciamo, qui esatto. al governo che fa promesse e che poi non... Ora, nel 2018 qualcosa è cambiato in termini, diciamo, di requisiti e di condizioni per poter accedere. Speriamo adesso che le percentuali per il 2018 siano diverse di quelle che abbiamo visto nel 2017 rispetto alle accolte dell'anno scorso. Brevissimamente vi riassumo cos'è l'APE sociale, cosa dici? Assolutamente sì, riprendiamolo così facciamo un po' il punto della situazione. Il punto della situazione. Ci possiamo far supportare anche questa volta magari dalla regia che ha delle slide che noi percorreremo velocemente, ma cercheremo di essere il più chiari possibile, anzi cercherà il più possibile, visto che a te l'onere. L'APE sociale è di fatto un'indennità che viene corrisposta, è una forma di ammortizzatore sociale se vogliamo, un'indennità che viene corrisposta dall'INPS alle persone che devono avere determinate condizioni e che devono avere un'età minima di 63 anni, devono trovarsi in una condizione in termini di anzianità contributiva di 30 anni di anzianità contributiva con determinati requisiti e che poi li vediamo quali sono questi requisiti. In alternativa ai 30 anni devono avere 36 anni e svolgere altre, diciamo, delle attività particolarmente difficoltose e gravose. Che sarebbero, quali sono proprio velocemente? Velocemente, sono diverse, comunque sono gli operai che lavorano nell'edilizia, i conduttori di gru, i macchinari per la perforazione delle costruzioni, chi concia e lavora le pelli, i conducenti di convogli ferroviari, il personale delle professioni sanitarie infermieristiche, però che lavorano a turni, e ostetriche che lavorano a turno o un sistema, diciamo, di turnazione. Questi elenchi ci sono? Sono parecchi e tra l'altro si sono poi aggiunti quest'anno nel 2018 altre 4 tipologie di lavorazioni che erano escluse nel 2017, che secondo noi insomma era un grosso problema il fatto che non fossero stati contemplati, perché stiamo parlando di lavoratori in agricoltura e chi più di loro insomma avrebbe bisogno esatto, i pescatori della pesca costiera, chi lavora nel settore siderurgico e i marittimi imbarcati a bordo, diciamo, trasporti diciamo, in mare. Queste sono le condizioni del lavoro, cioè, questo è l'elenco in parte, insomma, esatto. L'indennità viene corrisposta per 12 mesi all'anno ed è erogata per un importo massimo di 1.500 euro lordi. Perfetto, quindi questo però insomma già è qualcosa di importante, perché altrimenti questi lavoratori sarebbero stati un po' penalizzati. Dal 2018 inoltre c'è una novità interessante per le lavoratrici, perché quei 2 requisiti che vi dicevo prima, dei 30-36 anni, possono essere ridotti in virtù diciamo, in base a quanti figli una lavoratrice ha avuto nell'arco della propria vita. Sono praticamente 12 mesi di riduzione per ogni figlio, per un massimo di 2 anni. E in sostanza può essere richiesta l'APE sociale a questo punto, appunto, nel caso di una lavoratrice con 2 figli con 28 anni di contribuzione anziché i 30, oppure 34 anziché i 36. Insomma, un vantaggio c'è qua in sostanza concretamente. E vediamo adesso un po' chi anche può fare richiesta di questa APE. Chi può fare richiesta? Ecco, sottolineiamo il fatto della richiesta. Ecco, non tutti possono accedere pur avendo quelle condizioni, ma i lavoratori e le lavoratrici si devono trovare almeno in una di queste condizioni, cioè essere disoccupati ed essere disoccupati a seguito di un licenziamento individuale o collettivo o un licenziamento per risoluzione consensuale, trovarsi in alternativa a questa condizione di disoccupato, trovarsi nella condizione di assistere una persona portatore di handicap
e nel 2018 hanno ampliato la condizione, diciamo, del familiare, che mentre prima era inteso solo il familiare parente di primo grado, da quest'anno è stato ampliato, diciamo, la platea di soggetti affetti da handicap, che possono essere appunto anche gli affini di secondo grado, purché ci sia sempre la convivenza. E i lavoratori che si trovano in una condizione di invalidità civile superiore al 74%, e poi quei lavoratori che svolgono da almeno 7 anni negli ultimi 10 lavori particolarmente difficoltosi e rischiosi, che sono diciamo, quell'elenco che brevemente ho riassunto, ma che in realtà, insomma, poi si trova facilmente anche, insomma. Si trova quindi esatto. Questa cosa qui. Diciamo che quali caratteristiche che devono avere questi lavoratori precoci? Ecco, i precoci, no, non tutti, quindi. Esatto, è un'altra condizione che si di fatto introdotta con la legge di bilancio del 2017, e l'APE sociale e i precoci hanno sempre viaggiato nella stessa condizione, anche in termini di finanziamento da parte della legge, appunto, sia del bilancio del 2017 e del 2018, ma anche in termini di modalità e tempistica con cui presentare le istanze. Stiamo parlando in questo caso però non più di lavoratori che devono avere una certa età anagrafica, ma bensì una certa anzianità contributiva. Ecco, la differenza sta in questo: i precoci sono quelli che hanno una certa anzianità contributiva e sono sganciati dall'età anagrafica, mentre l'APE sociale, che abbiamo appena visto, è più, diciamo, un requisito di avvicinamento alla pensione di vecchiaia. Perfetto. Qual è il requisito che deve avere? Chi è precoce? Esatto. Ecco, questa è la domanda. È precoce quel lavoratore e quella lavoratrice che si trovano ad avere almeno un anno di contributi versati prima del 19° anno di età. E possono, in virtù di questa condizione di precocità, accedere alla pensione anticipata con 41 anni di contribuzione, perciò un requisito ridotto rispetto a quello di 41 anni e 10 mesi per le donne che viene richiesto oggi per la pensione anticipata, oppure i 42 anni e 10 mesi per i maschi. Però non è sufficiente solo trovarsi nella Quindi condizione. non tutti possono fare richiesta anche se in queste condizioni. Infatti i numeri di prima ci hanno fatto capire che scartati ne hanno tantissimi, un terzo ha avuto accesso, quindi 2/3 scartati. E quali sono gli ulteriori requisiti? Essere appunto disoccupati con determinate condizioni, appunto a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni. Adesso, giusto per capirci anche rispetto allo scarto che c'è stato nell'anno scorso, se noi parliamo di disoccupati e la norma non contempla ad esempio i disoccupati a seguito di cessazione di un contratto a tempo determinato. E questo è il motivo anche per cui molti hanno fatto richiesta, ma in realtà sono stati esclusi perché erano sì disoccupati, ma quella disoccupazione non veniva da un licenziamento, ma dal termine di un contratto. È ovvio che sappiamo poi tra l'altro quanti sono i contratti a tempo determinato da noi, e sono molti di più che non i contratti a tempo indeterminato, che sono quelli che poi avrebbero generato il diritto ad accedere alla condizione di precocità piuttosto che di APE sociale. Questo è uno dei tanti, diciamo, motivi per cui ci sono state tantissime respinte da parte dell'INPS e appunto pochi che hanno potuto accedere a questi benefici. Uno degli impasse quindi che sono stati questi, perché teniamo conto che tutti questi requisiti devono coincidere, cioè non è che ce n'è uno o nell'altro, sono requisiti che devono coincidere. Assolutamente, e ricordo poi infine che ci sono due prime scadenze, che è il 1° marzo 2018 per quanto riguarda le domande dei lavoratori precoci e il 31 marzo del 2018 per l'APE sociale. In realtà queste sono due prime date, perché poi le domande si possono fare anche successivamente entro il 30 novembre del 2018. Chi però inoltra la richiesta entro queste prime due date assume, diciamo, il termine, diciamo, di prevalenza, una graduatoria diversa rispetto alle graduatorie che si andranno a creare con il secondo step delle scadenze 30 novembre.
perché appunto una volta innotata la domanda l'INPS le esamina, le istruisce e crea delle graduatorie rispetto poi al riconoscimento e il poter richiedere effettivamente, diciamo, sulla base delle risorse che sono state stanziate. Se una persona però dice ma mi sono accorto tardi, la faccio adesso, però tutti i requisiti, calcolando che tanti ne vengono scartati, può darsi che rientri ugualmente, esatto, perché poi, oppure automaticamente è uno sbarramento? No, non è uno sbarramento, quello che appunto è uno primo step per creare una prima graduatoria, ma avendo visto poi i dati che abbiamo esaminato nel 2017 su questa prima diciamo, esperienza, che non è stata sicuramente facile da gestire, sicuramente il margine poi per poter rientrare c'è comunque, insomma. Quindi anche se la domanda non terrorizzatevi se è fuori data, ma rivediamo questi concetti proprio per l'importanza di comunque presentarla, farsi valutare tutta la propria posizione pensionistica, andare all'Inca per vedere se ci sono tutti i requisiti, quindi senza preclusioni, perché magari una persona pensa di essere esclusa, poi magari ci rientra, eccetera. La cosa non è semplice, bisogna avere persone preparate per farlo, quindi noi raccomandando questo di fare grande attenzione, non perdere la speranza, che è altrettanto importante. Chi l'ha presentato un anno e è stato scartato la può ripresentare anche quest'anno. Quelli che sono, infatti, noi andremo a molto ripescare dalle liste del 2017, perché appunto quelle condizioni che magari appunto hanno stato oggetto di respinta per l'anno precedente, essendoci state alcune modifiche nel 2018, diciamo, che hanno migliorato la condizione e anche i requisiti per il 2018, andremo a ripescare quei nominativi per poter riproporre nel 2018 quelle, diciamo, quelle domande che appunto sono state respinte nell'anno precedente. Importantissimo, allora attenzione, chi è stato scartato, ritornare o rifarsi vivi, anche se perché può essere il ripescaggio. Esatto. Grazie Anna Bilato, grazie a voi di averci seguito e naturalmente dopo la pubblicità noi ci rivediamo in studio con gli ospiti per l'approfondimento.